È un progetto che viene dalla Comunità Europea, noi abbiamo partecipato e quindi l'abbiamo ottenuto come capofila e assieme abbiamo 12 partner, sia italiani sia europei. Questo progetto ha la caratteristica di diffondere il sistema nostro dei distretti anche in alcune regioni dell'Europa e non solo, anche di regioni che stanno entrando in Europa. Il Veneto è stato riconosciuto come la regione che all'interno del sistema soprattutto italiano ha la miglior legislazione sui distretti e quindi come capofila appunto per diffondere queste buone pratiche, perché si ritiene che l'area adriatico-danubiana possa essere un'area di forte sviluppo e un'area strategica centrale tra est e ovest dell'economia. Quindi da un lato il riconoscimento della legge sui distretti, dall'altro anche l'impegno a queste collaborazioni con questi stati perché le nostre buone pratiche vengano diffuse anche su questi territori e abbiano le stesse caratteristiche nostre di crescita, di sviluppo e di economia che è necessariamente basata sulla piccola e media impresa che ha bisogno del sistema distrettuale per lavorare in rete e trovare i supporti necessari per lo sviluppo. E non è per gli imprenditori, è solo per diciamo, favorire naturalmente le buone pratiche. Qual è l'elemento a cui partecipare un imprenditore veneto? Può partecipare ai bandi sui distretti che noi facciamo e può essere anche possibile, perché a questo mondo nessuno è perfetto, che nello scambio di esperienze ci siano territori che possono dare anche qualche suggerimento a noi per migliorare una legge che è ritenuta diciamo, nel sistema una legge diciamo, la migliore in Italia, però tutto è migliorabile e tutto può essere diciamo, più utile a un disegno complessivo di crescita della nostra regione.